Ho scritto una lettera al presidente della regione Luca Zaia. L'ho scritta il 24 settembre 2010, invitando il presidente della regione a una riflessione sul tipo di opera che lui sta volendo. Un'autostrada profondamente sbagliata, noi pensiamo, che proprio per il fatto di avere dei caselli è poco permeabile al traffico locale, è molto dispendiosa, molto distruttiva e configura una cosa che anche noi comitati all'inizio non conoscevamo, cioè la faccenda dell'articolo 38 del piano regionale di coordinamento regionale, in cui per ogni casello viene prevista un'area, una zona franca, un'area di 2 km di raggio, in cui la giunta regionale può fare quello che vuole. Un po' alla volta si configurano le cose che vengono fatte in queste aree. Barcon, conoscerete la questione del mega macello che si vuole costruire in un'area in aperta campagna, libera di case, vogliono occupare un suolo di quasi 1 milione di metri quadrati. Ma non basta. A Cassola si sta parlando di un inceneritore, di un rigassificatore che coinvolgerà nelle sue emanazioni diversi comuni sia del Vicentino sia del Trevigiano, senza contare le cave che sono dappertutto diffuse. C'è il 72% della superficie dell'autostrada che è prevista che venga interrata. Il dubbio è, ma questa strada serve per il traffico o serve per fare affari per pochi? Mi chiedo se si farebbe in questo modo se non ci fossero i ricavatori che la richiedono. Secondo me gli artigiani tremano nel loro cuore di fronte a questa roba, perché verranno messi in una competizione sfrenata di fronte a dei grossi capitali che loro non possiedono di solito, perché si tratta di aziende piccole e medie, grossi capitali con cui dovranno confrontarsi, capitali che non sappiamo neanche se siano di provenienza del tutto lecita, perché abbiamo visto da vari segnali sembra che la SIS, la società che deve costruire, spagnola che deve costruire l'autostrada, abbia già avuto rapporti con la mafia nella costruzione della metropolitana di Palermo. E i nostri governanti regionali saranno proprio così sicuri che non ci sarà qualche infiltrazione mafiosa o dell''ndrangheta o della camorra? Ma perché mai di fronte a notizie come queste, terreni agricoli, la Marca ha bruciato 11.000 ettari, l'allarme di Confagricoltura, troppe opere pubbliche, è come se fossero spariti i comuni di Treviso e Castelfranco assieme, solo nella provincia di Treviso. Come è possibile che le associazioni degli agricoltori facciano accordi con Chisso e tacciano e non si mettano anche loro contro quest'opera? Come è possibile che i sindacati stessi, con la scusa di proteggere corporativamente alcune loro associazioni, per esempio quella degli edili, si mettano contro agli agricoltori? Ci sono 2.800 aziende agricole che verranno a cessare per colpa di quest'opera. Mi chiedo, lo stesso Zaia che scrisse quella lettera ai Veneti il 4 novembre del 2011, in cui diceva sostanzialmente che dobbiamo fermare un eccesso di sviluppo in cambio della protezione dell'ambiente. Ma com'è possibile che questo stesso Zaia lo vediamo 4 giorni dopo alla guida della Ruspa? Ve lo ricordate in campagna elettorale che aveva uno sfondo verde in un grande prato? Ecco, adesso è qua, all'interno di questa Ruspa. Stiamo impazzendo e al di là dell'autostrada, tutte le altre opere che sono in cantiere nel Veneto, perfino una strada a una corsia che verrebbe fatta in project financing, anche quella come la nostra superstrada pedemontana. C'è un gonfiare l'economia in maniera anomala di fronte all'economia normale nostra, che è complessa, che è fatta di tante piccole realtà, e ci impongono invece
delle nuove realtà che noi non conosciamo, che sono con un grosso punto di domanda, non sappiamo dove andremo a finire. È possibile che ci riduciamo così? Non possiamo più fidarci di nessuno, avete visto anche recentemente che scandali escono dal mondo politico. Teniamoci in contatto, vi lascio la mia email se volete, elviogatto@libero.it, e cerchiamo di essere come un lievito, se possibile, per autodifenderci, per progredire in maniera armonica, perché abbiamo responsabilità di genitori, abbiamo figli, non possiamo permettere che il nostro Veneto, il nostro paesaggio, l'amore per la nostra terra vada a finire solo in uno sviluppo privo di progresso, uno sviluppo di tipo economico fine a se stesso.